Bene, un benvenuto a tutti, un benvenuto del sindaco Larry Pizziolo, un grazie sincero a Umberto De Remigio, presidente della Fondazione Stefan Zravel, a Gabriel Paceco, direttore e curatore della mostra, e ai loro preziosi collaboratori che hanno scelto anche quest'anno di presentare qui la rassegna di Sarmede a Palazzo Ferrofini. C'è nel calendario del Consiglio regionale una data fissa. Sicuramente sappiamo che la presentazione delle immagini della fantasia viene fatta in questa sede. Noi siamo particolarmente affezionati e vogliamo che appunto questa tradizione rimanga e che sia anche appunto utile per far conoscere sempre di più questa bella iniziativa. È uno, secondo me, degli eventi più affascinanti e colorati del panorama culturale italiano, il Festival appunto della fantasia di Sarmede. Situato nel pittoresco borgo di Sarmede, nel Trevigiano, questo festival celebra l'arte dell'illustrazione per l'infanzia e l'infinita capacità dell'immaginazione umana. Questo evento culturale nacque appunto grazie alla passione e visione di Stefan Zravel, un artista che si innamorò di questo angolo del Veneto e contribuì a trasformarlo in un vero e proprio paese delle meraviglie. Le sue opere d'arte adornano i muri di Sarmede, raccontano storie che incantano e ispirano generazioni che ogni anno il festival ospita. Appunto la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia, un evento che attira artisti e illustratori da tutto il mondo. Questa mostra è una vetrina per le opere di artisti affermati, ma anche una piattaforma per talenti emergenti. Celebra dunque il presente, ma guarda al futuro. Indubbiamente è un'occasione unica per entrare in contatto con la creatività e l'innovazione nel campo dell'illustrazione. Ma il Festival della Fantasia non è solo mostra d'arte, è un'esperienza immersiva che coinvolge tutta la comunità. Durante il festival Sarmede si trasforma in un mondo magico con laboratori creativi per bambini, adulti, spettacoli teatrali, letture di storie e molto altro. Un evento che promuove l'educazione attraverso l'arte, incoraggiando i bambini a esplorare e sviluppare la loro creatività. Inoltre il festival offre un'importante opportunità di scambio culturale. Artisti ed educatori da diverse parti del mondo possono incontrarsi, condividere le loro esperienze e apprendere nuove metodologie per integrare l'arte e l'educazione. Quest'anno ospite d'onore del festival Narges Mohammadi arriva da Teheran e la sua presenza a questo festival è un segnale di speranza, un invito a noi tutti a riflettere sull'importanza della pace. Le sue illustrazioni, i suoi disegni sono carichi di luce e allegria, caratterizzati da colori vivi e da una straordinaria simpatia. Arriva da un paese di una grande cultura antica, la Persia, alla quale noi europei siamo debitori di tanto del nostro sapere. Oggi Teheran, con il Libano, la striscia di Gaza e Israele stanno vivendo momenti drammatici. Nelson Mandela diceva che la pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare. E io dico che i disegni di Narges Mohammadi ci fanno sognare e il sogno di oggi che inizia a Sarmede è il sogno della pace e del rispetto della cultura e della civile convivenza. Quindi speriamo che appunto mettere assieme tanti mattoncini possa anche servire a far ragionare qualcuno. Io non voglio sottrarvi altro tempo, mi avvio alla conclusione. Il Festival della Fantasia di Sarmede è più di un semplice evento, è una celebrazione della creatività, della cultura, dell'educazione, è un grande momento di speranza. Vi invito tutti a visitare Sarmede e anche a immergervi in questo straordinario mondo di fantasia. Sono sicuro che ne rimarrete affascinati e che porterete con voi nuove idee, nuove ispirazioni per la vostra vita quotidiana. Un ringraziamento particolare ai colleghi Brescaccin e Razzolini che sono molto vicini a questa iniziativa e che da sempre la seguono anche a livello istituzionale. Io cedo la conduzione al sindaco che ormai appunto è un abitué del nostro Consiglio regionale, ma ripeto, per noi è veramente un piacere dare spazio a questa iniziativa perché sinceramente è una cosa che serve a far crescere i nostri bambini, serve a trasmettere nuove
anche sensazioni e anche un nuovo modo di educare, e veramente Sarmede diventa in questi giorni un concentrato di espressività ai massimi livelli, a livello appunto mondiale. Quindi Larry Pizziol, la conduzione della giornata. Prego, Sindaco. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio anzitutto il Presidente Ciambetti, ma tutto il Consiglio regionale per ospitarci qui anche quest'anno. E appunto stiamo parlando della 42esima edizione di questo grande progetto culturale che è rivolto ai bambini, ai piccoli, ma in buona parte io penso anche a noi adulti, perché quando parliamo di immagini e di fantasia, chiaramente l'attore principale è il bambino o la bambina, ma poi è in grado di suscitare emozioni e riflessioni anche in noi più grandi. È un progetto appunto culturale nato nell'83 grazie alla visione geniale, saluti Presidente, di Stefan Zavrel, arrivato da noi nel 68 in piena guerra fredda come profugo, e che io non smetto mai di affermare che grazie a lui se l'editoria rivolta all'infanzia ha assunto lo stesso valore, lo stesso rango dell'editoria rivolta a noi adulti. Fino agli anni '80 non era così e non era scontato. Quindi tutto ciò ha permesso a un piccolo paese come quello che rappresento, Sarmede appunto, di diventare un punto di riferimento per quanto riguarda l'albo illustrato rivolto ai bambini e per tutta quindi l'editoria rivolta all'infanzia, agganciando a sé anche una scuola internazionale che forma appunto professionisti, artisti. Gabriel Pacheco, per dirvi, che è il nostro direttore artistico, curatore della mostra, anni prima aveva frequentato Sarmede già anche come allievo della scuola internazionale, anzi forse come insegnante della scuola internazionale. Questo per dirvi il livello che Sarmede ha anche sotto questo punto di vista, richiamando annualmente. Poi è vero che dopo il Covid le cose sono un po' cambiate perché molti hanno anche la possibilità di partecipare a questi corsi da remoto, però mediamente sono tra i 600-700 fruitori in tutto l'anno solare. Quest'anno il tema trasversale che tocca le 4 sezioni di cui è composta l'immagine è il gioco. E anche qui diciamo che c'è stata una visione, perché tenete conto che il lavoro progettuale della mostra parte quantomeno un anno prima. Già adesso la Fondazione e il Presidente stanno lavorando già alla prossima edizione. È un tema fondamentale perché ci parla di sviluppo emotivo dei bambini, delle bambine, ma d'altro canto parla anche delle emozioni che il gioco può suscitare anche in noi adulti, liberandoci un attimo da quelle che sono le regole della vita quotidiana e portando ad essere l'attore, anzi l'attrice principale, l'immagine, la fantasia, ma anche il sogno. Quindi è un tema fondamentale, specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui, come diceva prima il Presidente Ciambetti, abbiamo diversi conflitti nel mondo e chiaramente quelli che più preoccupanti sono quelli in Ucraina, ma anche quello nel Medio Oriente. E anche qui la scelta diciamo, dell'ospite d'onore, che è iraniana, coincide adesso purtroppo con un'epoca storica dura, difficile. E collegato al gioco fondamentale, oltre al tema della libertà, c'è anche appunto quello della pace, come si diceva prima. Pace che non deve essere intesa unicamente come assenza di guerra e quindi di conflitti, ma pace anche come rispetto e riconoscimento di tutti i diritti sociali ed umani che ad ogni essere umano dovrebbero essere garantiti. E quindi anche la presenza dell'ospite d'onore sta a rappresentare questi concetti. E quindi io mi associo, per concludere, andare in conclusione per poi lasciare la parola al Presidente della Fondazione e a Silvia Pacassoni, che è la dottoressa Silvia Pacassoni, che è una collaboratrice fondamentale, direi, per la realizzazione e la concretizzazione dell'evento. Vorrei appunto ringraziare loro e tutto lo staff, perché a volte mi rendo conto che lo faccio troppe poche volte.
E in più mi associo ai ringraziamenti che il Presidente prima ha fatto alla dottoressa consigliere Sonia Brescaccin e a Tommaso, perché sono due punti di riferimento per la nostra comunità rispetto ai quali sappiamo di poter contare. E quindi grazie di cuore e vi aspettiamo tutti a Sarmede sabato 9 novembre. Ecco, grazie. Sì, buongiorno, sono Umberto Di Remigio, presidente della Fondazione Stepan Zavrel. Vorrei ringraziare prima di tutto i consiglieri regionali presenti in sala, Tommaso Razzolini, Sonia Brescaccin e ovviamente il presidente Roberto Ciambetti e tutto lo staff che collabora a questa situazione. La Fondazione Stepan Zavrel, che ha sede nel paese della Fiaba, che è di Sarmede, dall'83 ha dato avvio alla Mostra Internazionale dell'Illustrazione, Le immagini della fantasia. Noi siamo in questo momento alla 42esima edizione, che sarà inaugurata il 9 novembre 2024 con un ospite d'onore speciale, Narges Mohammadi, famosa illustratrice iraniana nata a Teheran. Narges si forma nella Shared Heart University e inizia a lavorare nel mondo dell'illustrazione nel 2006. Ha pubblicato circa 30 libri in diverse nazioni, quali Stati Uniti, Cina, Giappone, Svizzera ed in Iran. Inoltre ha vinto la Golden Apple della Biennale di Illustrazione di Bratislava nel 2017 e ricevuto la nomina per il premio di The Astrid Lindgren Memorial Award. Oltre alla sezione ospite d'onore, vi sono altre sezioni, quali le sezioni del tema, del panorama e della pedagogia. Le sezioni saranno tutte dedicate al tema del gioco come luogo dell'immaginario e come spazio di libertà. Gli artisti in mostra sono circa 22, anzi sono 22, e provengono da 14 nazioni: Ungheria, Sudafrica, Cina, Russia, Belgio, Corea del Sud, Spagna, Iran, Stati Uniti, Canada, Argentina, Francia e Portogallo. In esposizione abbiamo circa 200 opere. Grazie al linguaggio comune dell'illustrazione e della fiaba, in fondazione con la sua mostra, Le immagini della fantasia favorisce il benessere del bambino e della collettività, promuovendo da sempre l'inclusione e la coesione sociale. Quest'anno in particolare si vuole rafforzare l'importanza del gioco come spazio di libertà e di crescita del bambino. La Casa della Fantasia, sede dell'esposizione, è nata come luogo dedicato ai bambini e alle famiglie, dove esplorare insieme la creatività, imparare a leggere le immagini e aprirsi alle diversità attraverso percorsi esponenziali che mirano a promuovere il bambino come protagonista. Nel 2010 e nel 2012 la Fondazione è stata insignita del prestigioso premio Andersen come ente promotore della diffusione del libro e della letteratura dei libri illustrati. Desidero inoltre annunciare solo qui, in anteprima, che recentemente, esattamente la settimana scorsa, più precisamente il 23 ottobre 2024, presso la città di Pilsen, l'Università West Bohemia, Facoltà di Arte e Design, nel corso del simposio del tema Freedom is my home, e alla presenza del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca, Martin Baxa, ha assegnato alla Fondazione l'importantissimo premio Jiří Trinka 2024, in considerazione del grande contributo dato dalla Fondazione medesima alla promozione e diffusione dell'albo illustrato per l'infanzia. Ritirare questo premio è stato per me un momento di forte commozione, uno di quei momenti che si ricordano per sempre nella vita. Noi siamo legati tutti quanti alla figura di Stepan Zavrel e in quel momento ho percepito, dopo 25 anni dalla sua morte, che Stepan Zavrel, artista profugo, rifugiatosi a Sarmede nel lontano 59, che una grande ferita provocata dal suo paese, allora governato da una dittatura comunista, veniva rimarginata ed a lui finalmente veniva dato il giusto riconoscimento come grande artista. Durante la consegna del premio ho guardato verso l'alto, verso il cielo e ho detto solo queste parole: spero che anche tu, Stepan, ci veda da lassù, perché è importantissimo quello che è successo 2 settimane fa. Nel corso della sua vita la Fondazione ha disseminato il lavoro degli illustratori, realizzando diversi tour e prestiti della propria mostra, su richiesta di enti culturali e città in Italia e all'estero, in tutti i principali capoluoghi italiani,
Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Potenza, Roma, Siena, Trento, Valdagno, Venezia, Venzone, Verone, Vicenza e in molte altre piccole località. All'estero a Bratislava, Ginevra, Edimburgo, Honfleur, Istanbul, Lisbona, Lubiana, Madrid, Monaco, Parigi, Salisburgo, Sarajevo, Sarasota, Siviglia, Aix-en-Provence, Stoccarda, Vienna, Xi'an in Cina e in prestigiose sedi come ad esempio il Centre Pompidou a Parigi e il Museo Reina Sofia a Madrid. Nel corso degli anni circa 820.000 persone, la metà sono bambini, hanno rivisitato la mostra di Sarmede e hanno frequentato i suoi laboratori e circa 2 milioni di persone hanno visitato le mostre organizzate dalla Fondazione nelle altre città e all'estero. Sono numeri importanti che hanno fatto capire il ruolo che ha avuto Sarmede nel mondo dell'illustrazione italiana ed internazionale. Per fare solo un esempio, contemporaneamente alla mostra che inaugureremo il 9 novembre, c'è la mostra di Pinocchio in galleria a Vittorio Veneto, dal 3 ottobre all'8 dicembre. Ci sono le immagini della Fantasia selezione numero 40, dall'8 ottobre al 6 gennaio 2025 a Siena, presso il Museo del Bambino. Ci sono le immagini della Fantasia 37 e 38 di quegli anni, Vita segreta degli oggetti a Trento, più esattamente al comune di Lavis, presso il Palazzo Maffei. Poi ci sono sempre nello stesso periodo le immagini della Fantasia nella Repubblica Ceca, con l'esposizione di tutti gli ospiti d'onore che abbiamo avuto nel corso degli anni. Ulteriore mostra importante sarà quella di Campo San Piero al Teatro Ferrari dal 26 ottobre fino al 24 novembre. Oltre a questo ci sarà la mostra Atto il Mezzo dal 16 novembre al 19 gennaio 2025 a Palazzo Frisacco e per finire la mostra a Jesolo nel Museo Civico della città Il Sole Ritrovato, una grande mostra che noi abbiamo organizzato per ricordare la comunità di artisti di Sarmede. Oltre alla mostra internazionale di illustrazione è stata creata anche una scuola internazionale di illustrazione. La scuola internazionale di illustrazione è il centro formativo della Fondazione Stefan Zavrel. Nata nell'88 dal sogno del grande illustratore ceco, la scuola è stata la prima realtà in Italia ad offrire corsi di illustrazione per ragazzi ed incarna ancora oggi l'ideale educativo e formativo intorno a cui si condensa l'identità della Fondazione, lo spirito stesso del Paese della Fiaba. Al centro del progetto di Zavre si situa da subito la trasmissione del valore artistico ed educativo dell'albo illustrato ed è questo che negli anni ha continuato a fare la scuola. E in questo angolo di mondo si è strutturata un'offerta formativa globale che va dai corsi di illustrazione e oltre per l'illustrazione per album e quelli del libro dell'artista e sulla programmazione editoriale passando per la scrittura creativa per ragazzi, la lettura animata, la pedagogia e la didattica dell'immagine. Il corpo docente è anch'esso internazionale, comprende i migliori illustratori, scrittori, editori, professionisti del settore. I corsi sono aperti a illustratori e aspiranti professionisti. Finora circa 11.557 sono stati gli studenti che finora hanno frequentato la scuola. Ogni anno vengono inoltre selezionati 20 corsisti e le loro immagini vengono esposte durante il periodo della Mostra Internazionale di Illustrazione. Per finire desidero farvi estendere tutto il mio invito a venire alla mostra di Sarmede il 9 novembre e a visitare questa bellissima mostra che è stata installata e che darà ancora gioia a tutti i bambini e a tutte le famiglie del Veneto. Bene, io sono Silvia Paccassoni e sono in veste di curatrice della Scuola Internazionale di Illustrazione di cui il Presidente ha appena parlato, perché anche la scuola è legata alla mostra. A me vorrei dire una cosa sulla mostra in particolare. Credo che questa edizione confermi quel lavoro di divulgazione e di valorizzazione che la Fondazione sta facendo da tantissimo tempo e in questo caso lo fa attraverso lo sguardo del curatore Gabriel Pacheco, quindi uno sguardo internazionale che si forma attraverso la ricerca e che per noi è perciò importantissimo. Sappiamo della mostra, come è già stato detto, che è composta da oltre 200 opere, 22 illustratrici e illustratori che provengono da 14 paesi diversi. Sappiamo che il tema è il gioco
Oltre a questa parte, che è la parte diciamo comunicata, ci sono poi all'interno della mostra tante sottotracce che sono spunti di riflessione che ci vuole offrire, credo, il curatore. Lo fa con grande generosità e grande profondità. Sono sottotracce che noi possiamo vedere artisticamente. Me ne vengono in mente due, anche perché sono queste, diciamo, due impronte che Gabriel Pacheco lascia anche nei suoi testi critici che si trovano dentro il catalogo. Una è relativa al collage, che potrebbe sembrare solo una tecnica, ma in realtà è un pensiero, un modo di pensare, e questa tecnica, questo modo di pensare, collega buona parte della mostra. Direi che è proprio il filo che tiene stretto anche al di là del tema e al di là appunto dei singoli nomi. Il collage è una tecnica particolarmente utilizzata da Narges Mohammadi, dall'ospite d'onore, la ritroviamo anche in altre illustratrici, in altri illustratori, ha un significato importante. Così appunto come dice il curatore, il collage nasce da un insieme di pezzetti di carta che presi singolarmente non hanno valore, ma messi insieme diventano una narrazione artistica, visiva, una narrazione complessa che è fatta di sfumature e che quindi non conosce limiti netti ed è una, credo, bella metafora di quello che vorremmo raggiungere. E quindi è sì una tecnica, è sì un aspetto artistico, ma che ci dà la possibilità di conoscere. Così come il modo stilistico, come lo definisce il curatore, naif, che è presente in mostra, in questa edizione, particolarmente in questa edizione, e di cui mette in luce proprio la spontaneità, l'ingenuità. Bene, questi sono due aspetti, appunto due sottotracce, due impronte, potremmo dire, che il curatore ci propone di esplorare e che hanno a che fare molto con lo stupore, con la meraviglia, che è quella condizione tipica dell'infanzia, che credo rimanga dentro ognuno di noi e che ha soltanto bisogno di essere recuperata, no? Occorre farla riemergere, e penso che l'immersione nelle immagini della fantasia in questa mostra ci consenta proprio di fare questo, quindi di rivivere lo stupore, che è questa cosa, questa emozione, questa condizione anche pura. Ecco, perciò credo appunto che la mostra ci permetterà di esplorare anche emozioni o parti, parti di noi magari non sempre così presenti. Io, se sono qui oggi, come dicevo all'inizio, è perché curo la programmazione della Scuola Internazionale di Illustrazione, e effettivamente la scuola ha una parte nella mostra, perché una piccola sezione, un piccolo spazio è dedicato proprio ai lavori delle illustratrici e degli illustratori che hanno partecipato a un corso intensivo durante l'estate condotto da Giovanna Conseco sul tema del gioco. Quindi questo è il motivo per cui anche sono qui, ed è per la scuola un'occasione chiaramente importantissima per le allieve e gli allievi poter esporre, potersi presentare al pubblico, ma credo che lo sia ancora di più per il pubblico, perché ci permette anche di attraversare lo sguardo delle nuove generazioni, di chi si affaccia al mondo dell'illustrazione, di chi ce la vuole fare, vuole entrare dentro questo mondo così speciale. E del resto molti sono passati da Sarmede, e tanti di questi sono diventati illustratori e illustratrici di riferimento oggi. E quindi ancora, anche per questo, credo appunto la scuola abbia un valore fondamentale nella costruzione della realtà di Sarmede e della Fondazione Stepan Zavrel. Bene. Due parole le aggiungo ancora io. Chiaramente
questo evento culturale che durerà fino a febbraio rappresenta motivo d'orgoglio, io penso, non solo per la comunità di Sarmede, ma credo per tutta la regione Veneto, perché essendo appunto un progetto culturale che ha un riconoscimento a livello internazionale, è chiaro che dà lustro all'impegno di tutti quanti noi, quindi da Sarmede sino alla regione Veneto. Ecco, e questo ci tenevo a ribadirlo, perché chiaramente a monte di questo lavoro enorme c'è anche una disponibilità di risorse economiche che devono essere allocate, e ogni anno la Regione Veneto mantiene la vicinanza anche sotto questo punto di vista, e quindi grazie ancora. Colgo l'occasione per invitare a dire, diciamo, qualche parola anche da parte dei consiglieri Brescacin e Razzolini. Ok, perfetto. Saluto anch'io e ringrazio per la presenza a questa conferenza stampa, che è molto importante. Insomma, ancora da quando ero in provincia sono andato a vedere e a conoscere l'associazione e anche il museo dove sono esposte appunto tutte le immagini della fantasia, e il prezioso lavoro che l'associazione, insieme anche all'amministrazione comunale, che ringrazio, stanno facendo. E perché appunto quanto importante è poi avere la capacità di avere delle idee, dei progetti, ma anche poi quando si è giovani, quando si è piccoli, soprattutto avere la fantasia di come voler portarli avanti, nel senso che tutti quanti noi abbiamo nei sogni del cassetto, e poi nella vita bisogna anche imparare a sognare e fare in modo che poi quei sogni possano diventare realtà. Ovvio poi che crescendo e scontrandosi con la vita di tutti i giorni, la vita reale, ovvio che questi sogni e queste fantasie magari si devono riadattare in determinate situazioni, però nulla deve vietare a un bambino di poter sognare e di avere grandi aspirazioni e grandi sogni. Questo sicuramente, questa mostra è un aiuto anche per questo. Quindi a nome della Regione, adesso lascio la parola alla collega Sonia Brescacin, comunque vi va sicuramente dato un grande ringraziamento per il vostro lavoro. Da parte mia un ringraziamento di cuore a tutti quanti voi, perché continuate a portare avanti un progetto e una realtà significativa per Sarmede, ma per l'intera regione, con una capacità professionale e scientifica e artistica molto importante, ma anche con una grande visione umana nei confronti delle persone che vengono a Sarmede per usufruire dei vostri percorsi, dei vostri progetti, delle vostre opportunità anche di crescita artistica, ma anche per i visitatori che trovano un respiro più bello e più sano quando veniamo a Sarmede. Sarmede è il paese dove la favola diventa realtà, dove lo spazio della mente è lo spazio della mente dove i sogni diventano tangibili, e se per i bambini e per i ragazzi è il primo momento in cui possono fare l'incontro con l'arte, per tutto il mondo degli adulti è un momento di riscoperta, di crescita, per respirare messaggi di libertà, come avete detto voi, ma anche il messaggio del gioco e il messaggio veramente artistico a 360 gradi. Quindi verremo volentieri a Sarmede come ogni anno, e vi ringraziamo di cuore a nome di tutti quanti. Ringraziamo tutti quanti, tutte le persone che sono intervenuti alla conferenza di oggi, e mi associo e lancio un'ultima frase, che era la frase con cui Stefan Zavrel aveva pensato all'Albo Illustrato. Per lui l'Albo Illustrato era lo spazio di libertà, del cuore, dell'emozione, dei sentimenti, e questo deve continuare a essere nel corso degli anni. Grazie.